Il SINAP, Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, esprime una seria e forte preoccupazione per la decisione di limitare la presenza di medici e infermieri alle sole ore mattutine nella struttura di Sciacca. Il segretario nazionale Rosario Mario Di Prima sottolinea che la misura operativa da gennaio 2026 comprometterebbe il diritto alla salute dei detenuti, creando potenziali rischi per l'ordine pubblico. La casa circondariale di Sciacca ospita infatti numerosi detenuti con patologie croniche e necessità di cure continuative, rendendo indispensabile un servizio sanitario attivo 24 ore su 24. L'assenza di medici durante la notte rende ingestibili le emergenze sanitarie come le rinamozioni cardiopolmonari, le crisi epilettiche, ustioni, traumi aggravati dalla complessità dei protocolli di sicurezza per eventuali trasferimenti esterni. Il sindacato SINAP ricorda inoltre episodi recenti in cui il personale della Polizia Penitenziaria di Sciacca, già sotto organico, ha dovuto fronteggiare situazioni critiche senza un adeguato supporto sanitario. Quindi l'appello ai vertici sanitari. Di Prima chiede pertanto al direttore generale dell'ASP di Agrigento e al dirigente del Dipartimento Cure Primarie, dottor Ercole Marchica, di ripristinare immediatamente il servizio medico in presenza tutti i giorni e in tutte le ore. Il silenzio delle autorità sanitarie, nonostante le segnalazioni inviate da dicembre del 2024, viene interpretato come una scelta in contrasto con le politiche nazionali e regionali sulla tutela della salute pubblica. Il sindacato SINAP conclude avvertendo che ogni eventuale incidente sarà attribuito ai responsabili della revoca.